scusate, ho caduto un fallo. C'è Alessio. Alessio è Ecco la signora, accogliamo con un grande applauso. Nancy! Wow! Complimenti, auguri e un applauso anche a lui o a lei. Lui. Chi si chiamerà? Vincenzo. Un applauso anche a Vincenzo, che è qui. E intanto arriva la seconda rete degli 40. Ciao a tutti. Dove via, resta 3 minuti con noi. Guarda, che ti vogliono guardare, ti osservano tutti, ti vogliono tutti bene. Anche a voi, Capitanto. Grazie Nancy. Grazie a voi. Un bacio a tutti. Ciao. Ciao, salutiamo Nancy. Grazie per Nancy. Allora, come dicevo, nel frattempo che è arrivata Nancy, 9:40 si sono caricati e hanno messo in porta il secondo pallone. Quindi siamo sul 3-2. Recuperano. Si danno da fare i giovanotti più grandicelli. Quelli con qualche capello in meno. Quelli con qualche capello in meno e probabilmente con qualche chiletto in più. Guarda Cardone come si dà da fare. Luciano Cardone. Guarda la uova della giù, Pazzo d'amore. Innamorato con diritti. Brava. Questa canzone ha fatto storia. Adoro Luciano Cardone per questa canzone, oltre per tutte le altre. Chi è che lo guarda nel Oh, non si guarda. Lo guarda. Sarà un pallone. Oh, da fai no, quando ci faccio C'è già fatto. Una montagna, Che? quindi Ma lo sai mai di ogni ah sì, faccio un papà. Oh, faccio un papà. Si è pure tanta wow, ma da fatto un po'. Quanti po' di che si deve sempre qua? Oh, Alessio, tu non siamo chiamati per la stessa Alessio. E 50 polli? Sì, no! Dai, 54. Sì, bisogna spostare una modus di colore grigio, ripeto, una modus di colore grigio sempre qui all'interno del parcheggio degli spogliatori. C'è Ciro Vigioni che deve uscire per andare a lavorare, quindi se la spostiamo, grazie. Ripeto, una modus di colore grigio è arrivato, ci sta. Mi ha dato il proprietario, subito scattano. Che bello il quartiere Pianura, come bello chi è di Pianura, eccoli, viva Pianura, un quartiere che spesso viene nominato anche ingiustamente. Sì, vabbè, quello poi viene catalogato un pochettino non solo da Pianura, un pochettino tutti i quartieri, però comunque Pianura è questa, guarda. Ma diciamolo, il Napoli è la città più bella del mondo! Guardatelo, non dico niente, sono tutte per te. Come stai innanzitutto?
Gino Coppola è qui. Gino Coppola, eccolo qua. Si deve allontanare, tra l'altro mi sta aspettando anche zio, quindi pure anche a te. Grazie, buonasera a tutti, buonasera, vai! Sono bellissimo, siete. Vogliamo fare un forte applauso per i nostri amici cantanti che stanno giocando, forte, fortissimo! Gino, guarda, qual è il segreto del tuo successo? Non lo so nemmeno io. Non lo sai nuovo, non lo sapete! Sapete perché? È il famoso è successo, perché è bravo! Grazie. Questo qualcosina l'ho capito, però è grazie a loro, diciamo, se noi cantanti riusciamo ad emergere. Sempre grazie a loro, perché l'artista può mettere la sua bravura, la sua voce, però se il pubblico dice di no, puoi essere bravo quando vuoi, ma tu visto che sei bravo, poi da uomo hai un connubio che va benissimo, un bel ragazzo, una bella voce, dell'ottima musica, il risultato è questo che Grazie, un applauso, vai! Gino, una cortesia, vieni qua, dai la mano a questa ragazza, scappa, altrimenti non ti fanno andare più. Veramente un applauso a Gino Coppola! Grazie per Gino Coppola. Il portiere è bravissimo, veramente. I nostri modelli in campo per un unico scopo, la solidarietà. E se qui solo per un solo viaggio. E se qui che giocano è così che sta qui fa la danza. Oh, tira la palla. Poi, numero 15. Lucia, fammi il gol, sono il gol! C'è un passaggio, la partita continua e si passa il passaggio. Tira Luciano Cardone, ma c'era pure il gioco. Alessio, parte! Numerico Alessio! Wow, che tiro! Alessio, quello è vero! La palla è andata in parcheggio! Non abbiamo la partita continua! I giocatori si approfittano per salutare le loro pari!
arriva il Urbano. Alessio! Allora fuori! Battono gli under! Ancora palla fuori! Per loro! Vai Alessio, continua a correre! Oh, parata! C'è Alessandro Conte che davvero, oltre ad essere un grande artista, è un bravissimo portiere. Grande recupero Alessio. Miraggio. No, ma Alessio lo vedo proprio in forma, attenzione in gran forma. Attenzione. Non so come riesce a dedicare tanto tempo anche all'aspetto fisico, all'allenamento dopo tutti i concerti che fa. È bravissimo in gamba Alessio. Sì, era partito un urlo strano per Alessio. Ai ai ai, è stato fatto. E c'è Melania Spavone, una fan di Pino Giordano che lo saluta. Ciao Pino Giordano! Secondo pallone fuori. Recuperiamo un altro pallone. Un altro pallone. Sembrano che stiamo perdendo carica. Hanno bisogno ancora di noi. Supportiamo i nostri beniamini! Supportiamoli! Yeah! Arriva un altro pallone. C'è Enzo D'Angelo che si dà anche alla danza. Vai Enzo! Sulle Margaretto! Oh 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 oh. Anche il pallone da Silvio. Sulla musica! Musica! Musica, 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 musica! Ma lasciatelo riportare Alessio! Il pallone! Allora, saluta il pallone! Saluta! Salutate un altro pallone, Dopo se buccia in gamba! Non ci sono più palloni. Alessio! Alessio! Uno per Alessio! Alessio passerà anche di qua, non preoccupatevi! E solo scambio d'aspetto! Chissà che stanno recuperando. Ecco qua. Ecco il pallone! Chiudi il campo! Però, prima di fargli mettere in prestazione, vogliamo partire con i nostri emoji! Dai ragazzi, riprendiamo! Batte il numero 25
Era andato in fuorigioco. Si è visto che correva come un treno, non ha guardato più nulla, quindi ha detto chissà che succede. Ma sappiamo il nostro Signorini che è praticamente molto attento. E ha rubato la palla. L'altra sera sentivo una partita, ero collegato un campionato inglese, anche sento un cronista che parlava in inglese, dice che il terzino strappa la palla dalle gambe del centravanti. No, addirittura un po' come è successo adesso. Strappa. Ho detto poverino che sa che dolore non sentito. Immagino, avrà sentito dolore, ma chissà cosa succede a lui in campo. Vediamo un pochettino che è successo. C'è un piccolo fallo. Arriva lo staff medico. La squadra si riunisce. Speriamo che vada tutto bene per il nostro... Sì, si vede che si è rialzato, va benissimo. Rigore. Ah, il calcio di rigore. Oh, adesso ce ne saranno delle belle perché hanno segnato. C'è un rigore, guardiamolo insieme, ci potrebbe essere un altro punto per la squadra Botta. Non è rigore. Falso allarme. Mi dispiace comunicarvelo, falso allarme. Tutto si è risolto, il nostro amico ha recuperato le forze e continua a correre il nostro numero 4. C'è stato lo scontro fra due numeri 4, Alessio e Mimmo Paolino. Sono i numeri 4. Ok, ragazzi facciamo un applauso per colei che sta arrivando, un'altra recinetta per quanto riguarda la canzone napoletana, Emiliana Canzone. Eccola qua. Più splensi del solito. Ciao Emiliana, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera, ciao! Devo fare come i Kate Winslet? Ciao, ciao ragazzi! Però, se mi permetti un attimo, visto che loro sono i più privilegiati, passiamo un attimino da quest'altra parte perché Emiliana, tu non giochi a calcio! Emiliana Cantone! Il siamo di me, guardate com'è bella! Sulle mani per Emiliana! Tutti per te! No, dicevo, io non gioco a calcio, anche se mi sono messa in tenuta calcistica che i calzettoni, però purtroppo io posso fare la palla. Emiliana Cantone può mai fare la palla? No! Emiliana Cantone ragazzi!